Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Condizioni di maltempo diffuso sulle nostre regioni con possibili fenomeni anche violenti. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 9 gennaio. Sul Veneto piogge diffuse, anche moderate, possibili un po' su tutti i settori. Più spazi soleggiati sulle province meridionali, sia pure con qualche foschia e nubi basse. Migliorerà entro sera-notte. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, valori minimi tra 6 e 10 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui condizioni di maltempo intenso su tutti i settori, con piogge diffuse anche di moderata intensità e con rischio di locali nubifragi. Generale miglioramento entro la nottata. Le temperature massime saranno comprese tra 11 e 14 gradi, valori minimi tra 9 e 12 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà instabile anche sulla nostra regione, con molte nubi e precipitazioni diffuse, specie sui settori meridionali, localmente anche a carattere nevoso altrove. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, minime tra 7 e 2 gradi circa. Il mare sarà generalmente molto mosso, i venti moderati meridionali. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.